Pasqua fa il boom. Feste di grandi numeri, questa è la vera sorpresa. Finisce la crisi, o almeno si prende una pausa. Con la primavera rinasce anche l'economia. Sul litorale c'è fermento, alberghi e ristoranti si preparano a ricevere migliaia di turisti. Raffica di prenotazioni sia dall'Italia che dall'estero. Sì, le prenotazioni arrivano. Noi abbiamo già il locale praticamente quasi, non dico esaurito, ma insomma molto, molto ben messo. È una buona Pasqua, dipende sempre dal tempo, però già le prenotazioni ci sono. Ottimisti, dai, siamo un po' ottimisti. Questa è l'aria che si respira a Jesolo. Gli alberghi continuano a ricevere prenotazioni. In Italia il litorale veneto resta uno dei preferiti dai turisti stranieri. Nel panorama nazionale le nostre spiagge sono spiagge che sono gettonate all'estero. Il sud soffre storicamente dell'handicap di essere al 90% con clientele italiane, fanno molta fatica ad aprirsi ai mercati stranieri, mentre noi perlomeno partivamo da un 50% di clientela straniera. I ristoranti stanno allestendo il menù del pranzo pasquale che richiama soprattutto i turisti italiani. La cultura di mangiare è diversa, gli stranieri mangiano diversamente dagli italiani. Gli italiani sono più precisi e più corretti nel mangiare praticamente. Gli italiani per ore già seduti vogliono mangiare il piatto, quello che facciamo noi, il piatto speciale, un piatto grande con l'astice, capesante, tutto sì. I prezzi sono concorrenziali. A Jesolo, per Pasqua, gli hotel offrono colazione, pranzo e cena a tariffe da grande offerta. 50 euro mi sembra buono per la bassa stagione, per iniziare col piede giusto mi sembra buono, insomma, per invogliare la gente a venire. Cerchiamo di contenere un po' i prezzi per stare un po', diciamo così, al passo con i tempi, visto i tempi che corrono, quindi insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. L'unico neo è il tempo. Le previsioni meteorologiche dicono acqua, ma questa Pasqua anticrisi a quanto pare non teme la ruggine. Qualche disdetta perché hanno previsto non proprio un tempo bellissimo, ma tante disdette ma anche tante prenotazioni, dunque alla fine credo che il weekend si riesca a portare a casa. Organizzeremo in maniera diversa, tanto per offrire qualcosa di nuovo sempre e comunque ai nostri clienti. Io sono ottimista, penso di sì, penso che si riparte.